Oh ragazzi, io voglio bene a tutti, però attenzione, siccome c'è sempre guerra, continuo a vedere nei gruppi, no, non che li seguo particolarmente, tra il Viesa e il clima, no, si era già spiegato in passato, no, le differenze più che altro per quanto riguarda il Viesa che l'ho provato, però ribadisco, attenzione, non è che se ti prendi un clima, ok, c'hai la casa, qua è da 4 ore che va e deve ancora entrare un po' in temperatura, per carità, siamo sotto al sole e non ho chiuso gli oscuranti. Certo, se chiudi gli oscuranti sarà tutta un'altra cosa, per carità del Dio, questo è vero, però ragazzi, secondo me, cioè, per quello che si fanno pagare sti climatizzatori sono delle grandissime bombate, perché ho capito che non mi raffreddi niente per un discorso di consumi, ma allora fai come l'Alde, mi fai varie resistenze, varie potenze. Allora, quella ultra economica per le colonnine che saltano, quella da 1700 watt normale, ok? E dopo insomma una più potente se uno ha una possibilità di attaccarsi in una colonnina o magari al camper tipo il mio che fa il mix tra pannelli e colonnina, hai capito? Perché adesso quanto l'ho pagato? 1200, 1300, quanto costava sto clima? Cioè per quei soldi là veramente è una fregatura pazzesca. Se poi hai anche l'occasione di aprirlo, il Dometic, e guardi l'interno, i materiali, veramente non gli daresti più di 100 euro, capisci? E questo vale un po' anche per i frigoriferi e tutte le cose. Purtroppo gli accessori per camper, fino a quando non ci sarà una maggior concorrenza, ok, sono veramente delle ciofeche. E i ragazzini che si erano seduti qua nell'area camper di Valvasone sono anche un po' dei contadinotti, perché lasciare le bottiglie così per terra. Ragazzi, andiamo oltre la mancanza di rispetto per gli operatori ecologici, per il comune che insomma è casa tua e via discorrendo, ma è anche proprio una questione, egoisticamente parlando, di dignità, ossia tu al mondo ti mostri come un maiale, come uno spazzone, capisci? Perché sporchi a casa tua, ok? Perché se fosse uno straniero, uno che viene da fuori, allora è più uno sfregio, no? È un danno che fa alla casa tua, alla tua città. Ma te, che i ragazzini erano giovani, quindi ovvio che sono del posto anche perché sono arrivati in bicicletta, te che ti sporchi così a casa tua, veramente mostri agli altri, o perlomeno noi camperisti che ti stavamo guardando, che sei uno spazzone. Oh, comunque si vede che ora sono ricco sfondato, mi sono comprato le ciliegie. No, un trucchetto che magari non molti sanno, io l'ho imparato sulla mia pelle, tra virgolette. I frighi, i trivalenti in corsa non raffreddano niente. Spesso nei periodi proprio caldi caldi non mantengono neanche, cioè aiutano a mantenere, ok? Per quanto qualcuno possa dire, no, il mio raffredda, il mio ghiaccia, cioè ci metto dentro l'acqua, mi fa anche i ghiaccioli, no? Hai capito? Ognuno è libero di portare avanti le proprie convinzioni. In ogni caso ti racconto come ho gestito questa giornata, essendo adesso un giorno e mezzo, due di riposo, perché cacchio lavoro anche il sabato e la domenica, non ho fretta di arrivare a destinazione. Io ora sto andando in montagna, nella Val d'Arzino, e era una giornata molto calda. Ho il frigo strapieno in quanto dove dovevo andare, sì, c'è tanto scuro, un po' sono io abbronzato, un po' ho anche chiuso le tende e varie perché giustamente fa caldo. Comunque dove dovevo andare c'è non c'è un alimentari, una roba pazzesca, porca miseria. E allora mi sono riempito a bestia il frigo di verdura e tutto quanto, no? E capirai che se io mi facevo con il caldo che c'era, con la spesa appena fatta e tutto, il viaggio fin lì con la mia calma, eccetera, insomma, rovinavo la roba, no? Allora mi sono fermato a metà strada nell'area camper, sono a Valvasone adesso, ho attaccato il camper alla 220 per accendere il clima e per far andare, questo video interessa più che altro i camperisti, per far andare il frigo a 220, in quanto non lo so se raffredda di più rispetto al gas, questo non lo so, o se è uguale, la stessa cosa, però ti garantisco che almeno ti riposi un attimo alla fiammella. Nel mio caso, che il camper è la mia casa e vive sempre in libera, c'è la fiammella che va sempre dalla mattina alla sera, hai capito? Quindi è il caso un attimo anche di farla riposare ogni tanto.
Pertanto, questa è una cosa che ho tra virgolette insegnato ad altri full timer miei amici, quando vai nelle aree sosta, perché loro dicono ho le batterie piene, non serve che mi attacco la corrente, no, cioè, fallo per il frigo, perché in molti casi, dopo ripeto è relativo, il frigo ti raffredda di più e poi riposi la fiammella e poi magari anche risparmi, perché se hai la bombola che ti costa, adesso non so quanto costa una bombola, 15-20 euro, risparmi anche un bel po' di soldini di gas, no? Tornando tra virgolette a me, mi sono fermato qui anche per raffrescare bene la roba col frigo e ripartirò se ne avrò voglia, tipo dopo cena o alle 7, adesso che ore sono? Ecco, sono le 7, riposato col camper fresco perché è andato il clima e con la roba fredda in frigo. Quindi aspetta, perché il consiglio più importante te lo stavo saltando. Se tu devi fare tipo un viaggio di 1000 km, tipo quando noi andiamo in Puglia e ci torneremo adesso ancora in Puglia, abbiamo già prenotato il campeggio, cioè sono 1000 km, ok? 1000 km col frigo a 12 volte capirai che rovini la roba, ok? Quindi non è tanto il fatto di non avercela fresca, ma la rovini. Consiglio mio è di fare il spesone, lo spesa grande, nel supermercato quello più vicino in assoluto al campeggio, ok? Metti tu, non so, di solito vai a Lidl, all'Insa, dove cavolo vai, guardi nelle mappe qual è il supermercato della tua marca preferita più vicino al campeggio, vai lì, ti fai il spesone e dopo vai in campeggio, ti attacchi subito alla 220 e metti il frigo al massimo. Non so se alla 220 puoi metterlo al massimo che conviene, io lo tengo comunque 3 su 5 d'estate, mentre d'inverno 2 su 5. Dovrei provare attaccato alla 220 a metterlo 5 su 5 a vedere com'è, ma se mi ricordo lo proviamo a San Francesco in Val d'Arzino. No, già che abbiamo iniziato sto video che praticamente parla solo del frigo trivalente, allora aggiungiamo anche questa nozione. Solitamente no, i frighi hanno un valore da 0 a 5 circa, dopo non tutti sono uguali, ok? 0 è spento, ok, non esiste lo 0. 1 è quello che raffredda meno, 5 in teoria è quello che raffredda di più, ma se tu a gas sotto al sole in una giornata calda come questa da 40 gradi e umidità metti il frigo a 5 su 5, vedrai che ti raffredderà molto meno, in quanto lui crea molto più calore per lavorare, per produrre il freddo, e questo diventa abbastanza controproducente. È un po' come mettere un climatizzatore al massimo in una stanza enorme molto calda. Il climatizzatore, arrivato a un certo punto, farà l'effetto contrario, inizierà a produrre caldo, ok? In quella situazione di stress. Idem il frigo. Non so, e ripeto, lo scopriremo adesso, se questa regola vale anche per l'attacco a 220. Quindi ricordati sempre, a gas d'estate mettilo a 3 su 5. Alcuni frighi, tipo quello di Scarosso Vecchio, andavano benissimo anche a 4 su 5, ma in condizioni di scarsa umidità. Ricordati che l'umidità che frega, non il caldo, perché in Francia c'erano 35-36 gradi, frigo a gas con la roba bella ghiacciata, 4 su 5. In Italia 32 gradi, frigo o a 3 o a 4 su 5 non cambia, non ce la faceva a raffrescare bene, hai capito? Quindi è l'umidità che frega. Vedremo, dai, ok, la terza volta che lo dico, dai, tagliamo e ci vediamo dopo con questo esperimento. Eccolo! Vai Sigari!